Ciao amici, benvenuti in questo nuovo video. Oggi siamo sotto al Monte Pizzoccolo e andiamo a fare il sentiero alpinistico dei Tre Amici. Partono dall'alto di agosto che quest'anno non fanno ma vengono filora. Guarda lei qui in questo mini belvedere, la giornata non è delle migliori, il nostro Pizzoccolo. Dopo il belvedere si prosegue sempre per la nostra traccia, guardando sempre i bollini, sentiero 202B, che andiamo verso appunto l'attacco del nostro sentiero dei Tre Amici. Qui siamo arrivati alla deviazione dove a sinistra è escursionistico, invece noi per il sentiero dei Tre Amici andiamo qui a destra. Qui troviamo il primo pezzo attrezzato col cordone, si va su. Le nostre rovine di giornata. È liscia. Bene, dopo un breve tratto abbastanza impegnativo dove si munge un po' la corda, ora andiamo di là. Questa è bellissima foto. Qui si prosegue qua tutta la cresta, che qui è più facile in mezzo al bosco, seguendo sempre i bollini. Ci sono alcuni passaggini belli dove c'è la corda, magari evitiamo di prenderla, sono bei passaggini divertenti. Oggi il panorama non ci aiuta tanto.
Eccoci alla fine dell'ultimo trattino attrezzato lì con la corda, con tutta la cresta che abbiamo fatto, e siamo sotto la cima, sì. Continuano i pezzi attrezzati con la corda e si munge. Qui abbiamo lei che deve cercare di mungere con tutta la sua forza in questo ultimo tratto con la corda, dove ti butta leggermente in fuori, lì bravissima, tira e deve riuscire ad alzare appunto il sinistro in qualche modo e dopo si va su di qua. Bene, ha completato il percorso anche questo qua, sentiero dei Tre Amici, questo percorso alpinistico che ci ha portato qui in cima al Pizzoccolo. Ottimo. Andiamo a vedere cosa si vede su dalla cima. Ah, guarda, si vede come da lì. Si vede. Oh. Sentiero? Troppa erba. Sì, troppo vegetale. Tanta erba. Eccoci arrivati in cima al Pizzoccolo. Stupendo. Guardate. Il Pizzoccolo già sono 2 anni che... Hai visto anche te che ti sei tirata via sta voglia. E ora andiamo al bivacco. Adesso andiamo verso il bivacco Due Aceri, si trova lì. Andiamo di qua giù. Abbiamo una bellissima bandierina qui. Adesso vediamo l'ultima cosa che c'è là su questa cima che è lunghissima e dopo come passo da qua? Salto? Che cresta! Vediamo, dopo ci fermiamo qui alla panchina. Wow, Monte Rosa! No! Monte Rosa! È quello... Tu leggi? Ora andiamo qui sul tavolino e direi che ci possiamo fermare lì 2 secondi, mangiamo qualcosa. Molto bello comunque il sentiero, divertente soprattutto l'ultimo tratto. Molto divertente. Vediamo anche cosa c'è qui dentro. Ah, al contrario. Cammino. Oh.
facciamo un salto a vedere il bivacco 2 aceri. Ho messo, Prego. wow, che bello, bivacco 2 aceri sul Pizzoccolo 1582. Cioè, sei stato? Quanti posti ci sarebbero? C'è un tavolino, se vuoi puoi dormire per terra, quindi secondo me in 4-5 ci sta. Più le panche? Bello. Questa è una cassetta chiusa a patate e chiave. porcini. Arte igienica, vedi? Ora per la nostra discesa andiamo in direzione del Passo dello Spino. Sì, abbiamo ancora la stufa accesa. Ora per scendere seguiamo sempre la segnaletica, per adesso verso il Passo Spino, poi andremo a destra per arrivare a Persegno. Ho raggiunto il Passo di Spino. Passo dello Spino. Eccolo. Non solo. Ciliegio. Eccolo, siamo a Palazzo Archesane e dobbiamo andare all'incrocio per Navazzo. Abbiamo ancora 40 minuti. Ritornati alla macchina, sentiero dei tre amici finito. Ora birretta. Bene, abbiamo finito il giro. L'avvicinamento è un bel po' lunghetto e articolato, ma ce l'abbiamo fatta, siamo tornati di nuovo qui alle tabelle di stamattina. Sentiero dei tre amici, spero che vi sia piaciuto, iscrivetevi al canale e ci vediamo alla prossima avventura. Ciao!